Andrea Boss, lei ha proprio già parlato e ha annunciato proprio una domanda che per me è molto, molto interessante. Ha parlato proprio dell'Hydrogen Park. Ci può un po' descrivere di che cosa si occupa? Perché è una attività altamente innovativa che potrebbe dare una spinta molto importante alla nostra società e al nostro comparto energetico proprio in questo periodo di altissima difficoltà. Sì, Hydrogen Park nasce nel 2003 da un'idea di una piattaforma energetica europea che allora già si portava avanti basata sul vettore idrogeno. Per circa fino al 2016 di fatto ho operato su scala industriale sperimentale con 12 progetti per 21 milioni di euro di investimenti che spaziano dalla mobilità leggera al testing all'interno di una centrale a carbone di un combustore della Baker Hughes per generare 16 megawatt di energia utilizzando l'idrogeno che a quell'epoca era un residuo di produzione di un processo industriale di prossimità, ovvero uno dei primi esempi di economia circolare ante litteram, e altri poi sperimentazioni nell'ambito dell'idrogeno in ambito portuale. Tra i soci annoveriamo Eni, Confindustria Venezia Rovigo, Confindustria Veneto, Electricité de France tramite la controllata Edison, Sapio, ovviamente il leader italiano per l'idrogeno, e altre aziende del settore. Questa composizione in ambito sociale ha permesso di realizzare e prendere decisioni nell'ambito del perimetro del sito di interesse nazionale di Porto Marghera di sperimentazione di taglia su scala industriale che ha permesso di fatto di consegnare la verifica della progettualità e la compatibilità dell'idrogeno con un grande sistema industriale complesso come quello di Porto Marghera, che dispone anche di un porto che è un punto d'accesso sia per l'importazione che per l'esportazione, sia di materie, come ben sappiamo, ma in futuro potrà esserlo anche di energia. Molto interessante e una grandissima ramificazione. Presidente?